Governo, dopo le decisioni di Mattarella, il presidente del Veneto Luca Zaia attacca il Quirinale. Il nome di Savona è un pretesto per far saltare il banco. Dopo il veto del Quirinale al progetto di Lega e 5 Stelle, l'umore dei cittadini è pessimo. Bastava metterli alla prova, dice qualcuno. Incidente in via La Bassa a Jesolo, l'autobus è andato a fuoco, un motociclista è rimasto ferito ed è in prognosi riservata. Il primo incontro extrapolitica di Giuseppe Conte era stato con le associazioni di risparmiatori rovinati nella crisi di Veneto Banca Popolare di Vicenza. Ora le sue rassicurazioni non hanno più alcun valore. In via Seggiano la strada è pericolosa, le auto non rispettano i limiti, abbiamo le crepe in casa, la denuncia dei residenti ai nostri microfoni. Il 3 e 4 luglio Zucchero suonerà in piazza San Marco a Venezia, il sindaco Brugnaro svela il retroscena dell'organizzazione del doppio evento. È stata una partita sofferta fino alla fine, quella di gara 2 contro Trento al Palasport Tagliercio, ma alla fine gli Oro Granata hanno avuto la meglio. Edizione veneziana di telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano, lo avete sentito anche dai titoli, la politica nazionale con l'incarico affidato dal capo dello Stato Mattarella a Carlo Cottarelli. Incarico di formare un governo di tregua dopo lo stop al governo Lega Movimento 5 Stelle. Per il premier incaricato senza fiducia si andrà al voto dopo l'estate, si parla già della data del 9 settembre, altrimenti dopo la legge di bilancio, quindi nei primi mesi del 2019. Il presidente del Veneto Zaia intanto attacca il Quirinale, il nome di Savona un pretesto per far saltare il banco. Abbiamo capito che andare a votare non serve a nulla, poi c'è qualcuno che decide se vanno bene alcune persone oppure no. È durissimo il presidente del Veneto Luca Zaia sull'epilogo a sorpresa del governo Lega 5 Stelle, le motivazioni del no del capo dello Stato Sergio Mattarella all'incarico di ministro dell'economia a Paolo Savona non solo non convincono il governatore ma lo lasciano sbigottito. Non ce l'aspettavamo, è anche ingiustificabile, il Presidente della Repubblica veste un ruolo da Repubblica semipresidenziale o presidenziale, ma vorrei ricordare che siamo in una Repubblica parlamentare, è il Parlamento poi che dà la fiducia e non il Presidente. Il problema non è, dice Zaia, se Giancarlo Giorgetti fosse o meno un'alternativa valida a Savona. Lo scontro tra il Colle da una parte e Salvini e Di Maio dall'altra si è giocato su un livello differente. Il curriculum del professor Savona è un curriculum eccezionale e sono stati chiariti tutti i punti sull'Europa, non abbiamo chiesto, non abbiamo preventivato di uscire dall'euro, abbiamo chiesto un'Europa più equa e un'Europa più forte. Penso che questo non sia la fine del mondo. La verità è che Savona era solo il presupposto per far saltare il banco. Non è stata certo la Lega a volerlo far saltare il banco, dice Zaia. Se qualcuno aveva un piano di riserva, quello era Mattarella. Leggendo le dichiarazioni di Cottarelli nelle ultime settimane si capisce che forse qualche discorso lo stava già facendo con il Quirinale. Prova ne sia che alle 11:30 di questa mattina è stato convocato il Presidente della Repubblica. Gian Antonio D'Arè, segretario nazionale della Lega, invoca la piazza contro la decisione del Presidente della Repubblica. Quello del PD Veneto, Alessandro Bisato, si dice altrettanto disposto a mobilitare i sostenitori del Colle. Zaia di impeachment non vuole sentir parlare. Noi non ci occupiamo di queste partite, anche perché vorrei ricordare che l'impeachment è ben regolamentato. 15 membri della Corte Costituzionale, 16 scelti tra un gruppo di laici, tra un gruppo di 45 membri, poi ovviamente la relazione e il voto del Parlamento. Noi abbiamo fretta ad andare a votare, vogliamo andare a votare subito. E si schiera invece al fianco del capo dello Stato Mattarella il Partito Democratico. Secondo il senatore veneziano Andrea Ferrazzi, dietro all'accaduto ci sarebbe un piano della Lega che non avrebbe mai voluto realmente questo governo. Il presidente Mattarella non ha fatto nulla di diverso dai suoi predecessori quando ha rifiutato il nome di Paolo Savona per il Ministero dell'Economia. Ne è convinto il senatore PD Andrea Ferrazzi, che imputa il fallimento del governo a una precisa strategia del leader leghista Matteo Salvini. A Renzi Napolitano disse di no e si trovarono altri nomi, lo stesso fece Scalfaro, vado a memoria, ma lo fecero moltissimi nel nostro paese perché appunto così prevede il nostro contratto sociale, diciamo. Mattarella aveva detto sì a tutti gli altri ministri, ricorda Ferrazzi, e per l'economia aveva proposto il numero 2 della Lega, Giancarlo Giorgetti. Se ci fosse stata la volontà politica di fare un governo, sostiene il Democratico, a quest'ora ne avremmo uno.
Siccome è stato fatto saltare il banco su una cosa di questo tipo dopo settimane di lavoro, io penso che probabilmente l'intenzione reale, soprattutto della Lega più che dei 5 Stelle, fosse quella di andare al voto e che dunque abbiano trovato insomma questo giochetto come occasione, come alibi per fare scattare tutta la crisi. È molto improbabile che il nuovo premier incaricato, Carlo Cottarelli, ottenga la fiducia delle Camere, prevede Ferrazzi. Si tornerà quindi alle urne con una Lega che tutti i sondaggi danno in crescita. Io speravo invece in un impegno politico, un governo politico, perché è giusto che gli italiani che sono stati messi nella condizione di votare abbiano poi la possibilità di poter scegliere, però è stato fatto saltare il banco nel modo in cui abbiamo visto prima, cioè Salvini fondamentalmente si è assunto una responsabilità che nessun leader politico nella storia della Repubblica aveva assunto, perché è evidente, vuole tornare al voto per massimizzare il voto della Lega, sulla testa degli italiani, questo è il problema. Nel prossimo servizio invece sentiamo l'opinione dei cittadini su quanto sta accadendo a Roma in queste ore. Penso che sia una cosa inconcepibile che si permettano di non ascoltare il volere del popolo. Peggio di così non potrebbe andare, anche se non avevo una grandissima fiducia, però almeno era qualcosa. Almeno potevamo provare a vedere cosa potevamo fare, peggio come andava prima non è che si possa andare molto. L'umore dei cittadini è pessimo. A 2 mesi e mezzo dal voto, con un presidente incaricato e una squadra di governo pronta, la speranza di poter vedere ripartire l'Italia è naufragata sullo scoglio del Colle del Quirinale e le reazioni della politica, Movimento 5 Stelle, Lega e una parte della coalizione del centrodestra non si sono fatte attendere. Il tono dello scontro istituzionale si è alzato ed è culminato con la richiesta di messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica. Costituzione alla mano, insomma, per me Mattarella ha avuto un comportamento positivo. È una cosa un po' pesante visto che finora in Italia non siamo mai arrivati a tanto, ma se la Costituzione lo permette direi che è un segnale forte che gli italiani, il popolo italiano e i partiti che lo rappresentano devono dare. Sono un po' delusa da tutto, di tutto l'ambaradam. Secondo lei la richiesta di messa in stato di accusa del Presidente Mattarella è una cosa corretta? Un po' esagerato. Secondo me sono tutte scuse per prolungare l'attesa e basta, e andare a fare le votazioni, che così stanno là ancora tutta l'estate, loro sono interessati solo alla poltrona e basta. Io penso, sono un po' preoccupata per sta cosa. Comunque le istituzioni valgono. Oggi il nuovo incarico all'ex commissario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli per la formazione di un esecutivo neutrale, senza fiducia, elezioni dopo agosto, in caso contrario a inizio 2019. Se non hanno le palle neanche di scegliere un governo per mandarci avanti, a questo punto qua come facciamo a fidarci noi se non si mettono d'accordo tra di loro? La cosa che mi ha disturbato di più in tutto questo ambaradam è stata la posizione della Germania, dei giornali tedeschi, e sembra quasi una presa di posizione in conseguenza a questo, e che la cosa mi disturba parecchio, anche se io non ho votato per questi partiti. Se non va bene questo governo, adesso quello che si appresta a nascere, quello tecnico, il governo cosiddetto del Presidente, a ottobre torneremo a votare. Lei che cosa farà? Andrà a votare? No, non sono andata adesso e non ci andrò neanche dopo. Io sono testimone di Geova, quindi posso dirle che la politica non mi pronuncio. Posso dire piuttosto che credo in un governo giusto, dominato da Gesù e basta. È andata a votare, signora, lei? Sono andata a votare, ho fatto tutto, però basta così. Lei lo vorrebbe un governo in questo momento? Sì, perché mi cava le tasse, perché non ne posso più. Non ne posso più da pagare scariche di tasse, perché la pensione non mi basta. Perché basta questo. Adesso bisogna vedere l'evoluzione che verrà creata con Cottarelli, cosa produrrà il suo incarico, e alla luce di questo l'evoluzione che subiranno qui posso anche cambiare e modificare. Anche voi telespettatori avete l'opportunità di dire la vostra opinione con il sondaggio che vi proponiamo questa sera. Il quesito al quale rispondere è: addio al governo Lega Movimento 5 Stelle, Mattarella ha sbagliato? Se la vostra risposta è sì, è sufficiente che facciate uno squillo allo 0422 16 26 691. Se invece volete rispondere no, il numero è lo 0422 16 26 690. Iniziate sin da subito a telefonare.
E il primo incontro al di fuori della politica del Premier, che era stato incaricato nei giorni scorsi, ovvero Giuseppe Conte, era stato con le associazioni di risparmiatori rovinati dalla crisi di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Ora le rassicurazioni che Conte aveva dato dopo questo incontro non hanno più alcun valore. Insieme al governo di Lega e 5 Stelle sfumano le garanzie fornite dall'ex premier incaricato Giuseppe Conte ai risparmiatori rovinati dal crack delle popolari venete. Le associazioni che li difendono avevano accolto positivamente l'impegno a erogare quanto prima i risarcimenti previsti dal fondo istituito dal governo Gentiloni. Ora si torna all'incertezza con la spada di Damocle dei crediti protestati, sospesa su centinaia di aziende. Il problema sta in questi termini. Ci sono imprese che hanno avuto degli affidamenti costrette o indotte a comprare delle azioni che oggi non hanno valore, quindi questa garanzia si è sgonfiata. A fronte di questa perdita di garanzia, la banca intesa in questo caso, tende a chiedere il rientro. Senza una rapida erogazione dei fondi, ricordano dal Codacons, potrebbero scattare i pignoramenti che bloccherebbero l'attività di queste aziende, un'eventualità da scongiurare ad ogni costo. Abbiamo chiesto, di concerto anche con la Regione, che chi avanza dei soldi dal fondo non possa essere oggetto di esecuzione, perché fino a quando il fondo non gli restituisce i suoi soldi, lui non è in grado di soddisfare il fido per il quale viene fatta l'azione, il decreto ingiuntivo. L'appello è ai prefetti del Veneto perché attraverso una loro mediazione si giunga a un accordo in attesa che i risarcimenti vengano effettivamente pagati. La richiesta delle associazioni è quella di una moratoria sui decreti ingiuntivi. Tutti coloro che avanzano soldi dal fondo, come da domanda presentata, potranno avere la sospensiva del decreto ingiuntivo in attesa che il fondo accrediti i soldi. In questa maniera non c'è nessun fido da creare, nessuna garanzia fidi, nessuna disponibilità di risorse, perché l'operazione è di semplice sospensiva del decreto. Arrivati i soldi dal fondo, con quei soldi si paga il decreto. Lasciamo la politica, passiamo alla cronaca con l'incidente accaduto questa mattina a Jesolo, ferito un motociclista. Preoccupazione in via La Bassa a Jesolo, dove verso le 8:30 c'è stato un incidente che ha coinvolto un motociclista e un pullman. Sul posto è stato necessario l'intervento dell'elicottero del 118 di Treviso, atterrato nelle vicinanze del punto dove si è verificato lo scontro. A causa dell'incidente, infatti, l'autobus è stato coinvolto da un rogo piuttosto violento che ha completamente distrutto il mezzo. Nessuno tra i passeggeri a bordo avrebbe riportato gravi conseguenze, ma la paura è stata tanta. 3 persone sarebbero state sottoposte ad accertamenti, 2 delle quali al pronto soccorso con un colpo di frusta. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, compresa un'autobotte, mentre i sanitari del 118 si sono occupati di prestare i soccorsi al motociclista ferito, che una volta stabilizzato è stato caricato a bordo dell'elicottero e trasportato all'ospedale di Mestre per ulteriori accertamenti. È in prognosi riservata, probabilmente col bacino fratturato, ma non in pericolo di vita. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza la zona, deviando per il tempo necessario gli automobilisti in entrata e uscita da Jesolo su itinerari secondari. Via La Bassa è stata interdetta al transito per permettere ai pompieri di spegnere l'incendio e lasciare lo spazio necessario all'elisoccorso di atterrare in sicurezza. Pochi minuti di pubblicità e poi altre notizie da Venezia e provincia, restate lì, a tra poco. Rieccoci in diretta, siamo alla nostra rubrica Lo dico ad antenna, con la denuncia di un residente che dice via Asseggiano è diventata pericolosa e noi siamo preoccupati. Non è la prima volta che i residenti di via Asseggiano a Mestre segnalano situazioni di pericolosità provocate da diversi fattori e a distanza di qualche tempo il problema non è migliorato. Qui si verificano 2 situazioni. Una quando la strada è relativamente libera dal traffico, dove non viene rispettato il limite di velocità che è di 40 km orari a causa anche o a seguito dei dissuasori di traffico che ci sono, che non viene rispettata questa velocità, non viene rispettata dagli automobilisti, non viene rispettata anche dai mezzi più pesanti, quindi gli autobus
i mezzi della Veritas, passano anche dei bilici, spesso degli autoarticolati e tutti i furgoncini commerciali. Il posizionamento dei dissuasori ha inoltre provocato un altro problema. La conseguenza di questo, dell'alta velocità sui dissuasori di traffico, è che le case ai primi piani tremano, quindi sembra di essere sempre in una situazione di terremoto. Tant'è vero che io per esempio mi sono spostata con la stanza da letto, ero al primo piano, mi sono venuta al piano terra perché è impossibile, fino a mezzanotte comunque l'autobus passa e insomma è un fastidio. Non sono solo io, ce le ho io, ma le hanno anche, io ho sentito anche altri del vicinato e mi hanno detto esattamente la stessa cosa. Quando invece i mezzi non sfrecciano c'è un'altra questione. Quando invece c'è l'orario di punta e quindi c'è coda in strada perché in direzione Mestre, quindi fondamentalmente al mattino in direzione Mestre e alla sera in direzione Spinea-Zelarino, Spinea-Mirano-Zelarino, la strada è trafficata, quindi c'è coda e non si riesce ad uscire dai cancelli perché per uscire dal cancello dobbiamo invadere il senso di marcia opposto, rischiando ovviamente eventuali incidenti o di investire qualcuno. Qualche anno fa i residenti hanno avuto un incontro con la municipalità di Chirignago-Zelarino, ma non è stato molto utile. Sono stati apparentemente disponibili, ma poi le risposte sono state due fondamentalmente. Per fare certe opere su questa strada, quindi eventualmente la pista ciclabile e il marciapiede, non ci sono soldi, il comune non ha soldi. E per quanto riguarda l'alta velocità noi avevamo chiesto o delle autovelox oppure delle telecamere con il controllo della velocità, ci è stato detto che non è di loro competenza ma che comunque questa strada non avrebbe le condizioni, le caratteristiche per l'installazione di uno strumento di controllo della velocità. Si chiede di intervenire prima comunque che succeda un possibile incidente che ovviamente nessuno si aspetta. Volviamo pagina, ritorno alla grande musica pop rock in Piazza San Marco a Venezia. A luglio, ad aprire la stagione dei concerti, sarà il Best Tour di Zucchero. A Capodanno eravamo a cena con Zucchero, abbiamo parlato con lui e ho detto sarebbe un grande piacere a un livello del genere farlo venire a Venezia e lui ha accettato. Le due date in Italia sono un grande piacere, è un omaggio che Venezia fa a Zucchero e che io ritengo Zucchero faccia a Venezia. Il primo cittadino di Venezia svela il retroscena dell'incontro con Zucchero, Sugar Fornaciari, un abitué del capoluogo lagunare, l'intesa immediata per l'organizzazione in Piazza San Marco di 2 tappe del Best Tour, il 3 e 4 luglio, le uniche italiane della tournée mondiale. Un concerto seduto, sarà tutto quanto assolutamente, non è un concerto che si lascia la piazza a chi vuol venire, deve essere ovviamente presente, deve avere il biglietto per entrare. Abbiamo fatto una cosa assieme anche ai commercianti della piazza, per cui ognuno sarà tutto seduto il concerto, sarà un concerto diciamo molto fine. Massima l'attenzione sul fronte della sicurezza, l'affluenza del pubblico in piazza sarà rigorosamente monitorata e per entrare nell'area del concerto gli spettatori e i varchi dovranno esibire i ticket che sono già in vendita nei circuiti tradizionali. Con il Best Tour di Zucchero nel salotto buono della città ritorna la grande musica pop rock. Possiamo dire che comunque si riapre una nuova stagione della grande musica in Piazza San Marco? Sì, siamo persone che selezionano, piuttosto che come si faceva una volta andava ben tutto, noi abbiamo pensato che nei nostri salotti buoni, Piazza Ferretto e Piazza San Marco, decidiamo noi chi viene. E abbiamo deciso che in Piazza San Marco Zucchero sta bene. Basket con la vittoria della Reyer in gara 2. Un Bramos con una forte contusione che lo tiene fuori per tutto il match. Coach De Raffaele punito con 2 tecnici ed espulso al 14°. È stata una partita, quella di gara 2 contro Trento, in cui non sono mancati gli attimi di tensione dal campo alla tifoseria, ma che alla fine ha visto gli orogranata vincitori 80-77. È dura già dalla vigilia, lo sapevamo, insomma, poi è stata magari un po' più dura del previsto, però insomma la squadra ha reagito molto bene al rientro di Trento, probabilmente insomma la maggior parte, perché della partita insomma si deve vedere in quello che abbiamo espresso in difesa nei primi 2 quarti, tenere soprattutto il secondo quarto per aver tenuto sotto il 20% al tiro totale gli avversari è stata una grande dimostrazione di forza. Noi da lì dobbiamo ripartire perché abbiamo aggiustato chiaramente qualche idea difensiva, abbiamo ripreso la marcia di responsabilizzare un po' tutti i giocatori in fase offensiva e queste 2 chiavi unite all'attenzione dei dettagli e alla copertura dell'area a rimbalzo sono state
decisive poi per la vittoria. La serie di semifinale domenica al Tagliercio è dunque tornata in parità e ora agli Orogranata aspettano 2 prove in trasferta fondamentali. La squadra ha reagito in un modo molto maturo, sia alla fisicità di una partita che ci si aspettava così, sia alla difficoltà di vedere Trento riavvicinarsi sempre di più, tant'è vero che poi abbiamo ripreso anche a segnare con continuità nel quarto quarto, quindi portiamo sicuramente a Trento una grande fiducia di quello che abbiamo espresso, soprattutto, ripeto, nella attenzione dei particolari della prima parte di gara. Vediamo adesso i risultati del sondaggio che abbiamo proposto all'inizio del nostro telegiornale. La domanda era: addio al governo Lega Movimento 5 Stelle, Mattarella ha sbagliato. Come vedete il 90% di voi telespettatori ha detto sì, contro un 10% che ha risposto no. Con questo risultato termina questa edizione dei nostri telegiornali. Ora previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Anticiclone Scipione ferito da correnti instabili. Vediamo il dettaglio di martedì 29 maggio. Sul Veneto al mattino qualche temporale sui monti, meglio altrove dove sarà più asciutto e soleggiato. Col passare delle ore acquazzoni in estensione fin verso le pianure e dunque possibili un po' ovunque. Migliorerà entro la nottata. Le temperature minime risulteranno essere comprese tra 17 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 28 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà instabile un po' ovunque con rovesci e precipitazioni temporalesche su tutti i settori, via via più diffuse nel corso del pomeriggio, ma anche in questo caso migliorerà entro la nottata. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 28 gradi circa. Diamo uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, situazione del tutto simile. Sarà infatti molto instabile, con temporali fin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Fenomeni comunque in cessazione già entro le ore serali. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 19 gradi, le massime invece risulteranno essere comprese tra 24 e 27 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.